È arrivato il momento, è arrivato il momento. Allora, prendiamo la maglietta e sta la attacchiamo qui, aspettando quella della nuova stagione. Noi la maglietta dello scudetto dopo 33 anni la pieghiamo così e la mettiamo da parte. Perché non ci avete mai rappresentato? Perché questo scudetto qui ce l'avete fatto schifare, sinceramente. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, lo so, è un gesto forte, ma va fatto. Va fatto perché da oggi, anzi da ieri sera, intorno alle 8, sta nascendo un nuovo Napoli. Sta nascendo un nuovo Napoli e con tutto il cuore, ragazzi, io amo follemente, naturalmente, questa maglietta col tricolore addosso. Però, come già detto, non ci avete mai creduto a voler riconfermare questo scudetto. E le parole che escono quest'oggi pomeriggio del grandissimo Giuffredi sono l'ennesima dimostrazione che questi giocatori, soprattutto il capitano, ma io aspetterei a parlare del capitano, perché secondo me Di Lorenzo, con l'arrivo di Antonio Conte, che poi uscirà più tardi l'approfondimento su Antonio Conte, perché ci siamo, mancano 10 giorni, saranno 10 giorni di fuoco in casa Napoli, potrebbe rimanere a Napoli, e io, caro Di Lorenzo, io direi una cosa, cambia procuratore, perché questo procuratore qui è un figlio di puttana, salvando la mamma. Perché non è possibile tenere una squadra campione d'Italia per le palle, stretta, stritolata per le palle, per colpa di gente così. E questo De Laurentiis lo deve capire, Manna soprattutto lo deve capire, perché da oggi inizia il capitolo nuovo del Napoli, inizia l'era Manna, finalmente ragazzi. Allora, questa mattina, se ritrovo la notizia, il buon Giuffredi ha parlato, il grandissimo Giuffredi, e dice: Di Lorenzo ha avuto i colloqui con Manna, c'è da parte del presidente la volontà di vendere a fronte di un'offerta. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società. Noi la scelta l'abbiamo fatta dopo quello che ci è stato comunicato. È corretto chiudere un capitolo. Infine conclude il grande Giuffredi dicendo: da napoletano e tifoso del Napoli, tu sei tifoso del Napoli, tu sei tifoso del Napoli. Scusatemi, stavamo dicendo, c'era il gattino fuori, che sì, perché avevo chiuso la finestra e non avevo chiuso. Questo è quell'altro gattino, eccolo qui. Sole? Eccolo qui, questo è quell'altro gattino. Comunque, stavamo dicendo, vai, se vuoi scendere, scendi, vai. Vai, vattene, va. Tu dici che sei tifoso napoletano. E io ho qualche dubbio che tu sia tifoso napoletano, perché se sei tifoso napoletano non vai a dire vicino a Di Lorenzo: oh, andiamo alla Juventus, dopo che sai che tu sei napoletano. Tu tifi Napoli per l'ennesima volta. Puh, sinupiezza e merda per l'ennesima volta. Però continuiamo, no? Si può essere solo felici di Conte. È un vincente, un sinonimo di garanzia per il progetto. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Vogliamo però andare avanti per la nostra strada, cercando un altro progetto che dia grande fiducia a Di Lorenzo. Tu, esimia testa di cazzo, e scusatemi ma oggi devo sfogare, voglio, scusatemi le parolacce, se c'è qualcheduno un pochino sensibile, mi scuso nuovamente. Stai facendo una cosa ridicola. E secondo me sapete dove sarà la grande beffa? Che Di Lorenzo rimane a Napoli con quella fascia di capitano. Ma boh, perché io già lo so, tu dove vuoi andare a parare, pezzo di merda, scusatemi un'altra volta la parola. Tu vuoi l'aumento e tu vuoi prendere qualcosa di soldi sull'aumento contrattuale di Lorenzo, perché io saggio. Perché è uscita oggi la notizia, perché è uscita poco fa la notizia, e ve la leggo pure. Vabbè. No, senti, no, perché poi bisogna dirlo, no? Gianluca Di Marzio. Intanto l'allenatore ha dichiarato al direttore sportivo Manna di ritenere Di Lorenzo incedibile. Ah boh, c'è tanti anni di contratto e io tutte le richieste te le brucio, te le faccio a fiamme. Quando è fino al 2028 hai detto volevi di rimanere a Napoli a vita? Bene, ci rimani a Napoli a vita.
ci rimani a Napoli a vita. Per tu e il tuo assistito. Anzi, io spero veramente, veramente che Manna si metta in mezzo a questa storia e faccia tutta la... Quanti giocatori c'ha Giuffredi a Napoli? C'ha Politano, il giocatore più scarso della rosa, Politano, e chi dice che Politano è forte e si è meravigliato, Politano ma va convocato in nazionale. Ma Politano, ma veramente Politano in nazionale? Politano in nazionale? Ma voi veramente state facendo? Politano fa sempre le stesse cose. È un giocatore che gioca da solo, Politano, non gioca per la squadra. Ma di che cosa parlate? Politano è forte, ma veramente... Lindstorm è forte, fate giocare Lindstorm. Tutti i minuti che ha giocato Politano e poi vediamo chi è forte, Lindstorm o Politano. Poi vediamo. Mi avete fatto rimpiangere il Ciuchi Lozano. Ma boh, Lozano l'hanno bistrattato di qua, Lozano, che ce ne fotte, abbiamo Politano. Hai visto? Hai visto Politano chi stanno? Io veramente... Clima teso tra il Napoli e Di Lorenzo, e questo già lo sappiamo. Ma la situazione potrebbe stravolgersi in seguito alle considerazioni di Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha un'opinione contrastante rispetto alle dichiarazioni del suo agente. Il terzino è incedibile e sarebbe un punto fermo della sua squadra, ridandogli quella fiducia che si è sentito mancare lo stesso giocatore. Giuffredi, levati dal cazzo da questo giocatore. I procuratori sono la morte di questo sport. Voi qui dovete arrivare. I procuratori sono la vera rovina, no Awef, Seferin, Gravina. I procuratori sono stati la rovina del calcio. De Bruyne, Kevin De Bruyne, o De Bruyne, chiamatelo come cazzo, papà a voi. Il centrocampista più forte è in circolazione e non me ne vogliono Çalhanoğlu, chi là e chi là. De Bruyne è uno dei più forti al mondo. Ma boh, lo vodka, lì tocchiamo vette altissime con De Bruyne. Non ha procuratori. E sapete che ha detto? Ma scusami, perché io devo dare i miei soldi a uno quando lo posso fare io? Se voglio andare a parlare con qualcuno, vado da solo, qual è il problema? Io lo so fare il mio lavoro, non c'è nessun problema. Iniziate a entrare in questa mentalità, cari giocatori, visto che vi fate manipolare da questi bastardi che vi succhiano i soldi, come quelle lì che stanno agli angoli delle strade, le sanguisughe. Iniziate ad azionare il cervello, perché io poi quando sento dire Giuffredi che dice no, i miei fischi non sono meritati, frate, io te la dimostro, i fischi non sono meritati. Questo che cos'è? Questo è lo scudetto. È uno scudetto che su questa maglia qui del Napoli è stato appeso dopo 33 anni. E se tu giocatore fai una stagione di merda, perché hai fatto una stagione di merda, i fischi te li meriti. Te li meriti tutti. Sapete quando a me mi dicono ma Neapolis, ma perché non metti mai i nomi dei giocatori dietro le magliette? Prima cosa perché non mi piace mettere un nome dietro alla maglietta, sono sincero, perché non mi piace. E seconda cosa, la dimostrazione lampante, che in questo mondo nuovo del calcio contano i procuratori, perché comandano i procuratori, ma boh, non comanda il giocatore, comanda il procuratore. Ecco perché io non metterò mai più un nome dietro una maglietta da calcio. Vabbè, io non l'ho mai fatto né quando c'era Cavagni, Lavezzi, mai. Se guardate tutte le mie magliette del Napoli, sono tutte senza nome. Perché ad oggi sono tutti mercenari. Vabbè, vanno dal miglior offerente. E vi ripeto, finché non tornerete a giocare bene, io non chiamerò nemmeno più lo stadio Diego Armando Maradona, ma lo continuerò a chiamare Stadio San Paolo. Perché voi non meritate di essere messi in mezzo a quel campo che si chiama Diego Armando Maradona. Quando passate dalla statua di Maradona, lì nello Stadio San Paolo, prima di entrare nel campo, guardatela e dite, può essere mai che abbiamo fatto una stagione così e merda, e questo ha vinto 2 scudetti a Napoli ed è entrato nella gloria, eppure non vincendo di seguito quei 2 scudetti nessuno gli ha mai detto niente e nessuno mai l'ha contestato. Facetevi 2 domande, perché un Napoli campione d'Italia
ad arrivare al 10° posto, io ho il diritto di fischiarti. Ce l'ho il diritto di fischiarti. Vabbè, non diciamo stronzate, non si possono fischiare questi giocatori, non si possono fischiare. Io insulto De Laurentiis, insulto poi De Laurentiis, i giocatori, gli allenatori, i procuratori e tutti quelli che difendono ancora gente così. Io vi ripeto, sarò sempre grato a questi giocatori perché per l'amor di Dio ci hanno portato lo scudetto. Però ce l'avete fatto schifare questo scudetto, ci avete fatto prendere a pesci in fascia dal Frosinone, in Coppa Italia lo Frosinone, 4 patanam Pietro Frosinone, in casa Cotorini, in casa con l'Atalanta, in casa con la Roma, con l'Empoli l'hanno salvato noi con 6 punti, l'Empoli, abbiamo salvato noi, l'Empoli, abbiamo salvato noi. Se l'Empoli è in serie è grazie al Napoli, l'Udinese l'ha salvato tu, l'hai salvato, con quel pareggio all'ultimo minuto, C'è modo e modo di difendere uno scudetto, voi l'avete fatto nel modo più brutto della storia, arrivando 10º. Comunque, detto questo, noi ci vediamo più tardi con gli aggiornamenti su Antonio Conte, perché ci sono tantissimi aggiornamenti, ha parlato De Laurentiis. Mi raccomando, il tasto like e il commento qui sotto perché voglio sapere la vostra. Giuffredi, tu dici che sei tifoso napoletano, se eri veramente tifoso del Napoli, gliel'avresti detto al tuo assistito, oh Di Lore, però sai una cosa, sei capitano del Napoli, sei capitano della squadra campione d'Italia, ma che spaccimma, un poco di orgoglio, ci potevo mettere. Detto questo, ci vediamo più tardi, ciao Pagliù.